A Montebelluna, una donna anziana è in condizioni gravi all'ospedale di Treviso dopo una caduta in bicicletta avvenuta ieri mattina intorno alle 8. L'incidente si è verificato nel sottopasso di Via Piave anziché sulla ciclopedonale rialzata, come richiesto dalla normativa. Le cause dell'incidente sono ancora da stabilire, ma potrebbero essere state influenzate da un malore o dalla perdita di controllo della bicicletta a causa della velocità. La caduta ha causato un blocco nel sottopasso, provocando lunghe code in entrambe le direzioni. Un 68enne italiano è stato arrestato a Vittorio Veneto dai carabinieri. Era ricercato in seguito a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Treviso. L'uomo deve scontare 1 anno di reclusione per un furto in abitazione commesso a Cison di Valmarino nel maggio 2016, in cui furono asportate sculture in bronzo e vetro di Murano dal valore di quasi 15.000 euro. Le indagini condotte dai carabinieri all'epoca avevano portato all'identificazione del presunto responsabile, che è stato ora arrestato. Sabato 28 ottobre, Feltre ospita un convegno sull'apicoltura e l'agricoltura sostenibile. L'evento, intitolato Scelte per le api in montagna, si terrà presso l'IS Antonio della Lucia dalle 10 alle 12:30. L'incontro fornirà informazioni sul nuovo ecoschema impollinatori, parte centrale della riforma PAC, e spiegherà i contributi disponibili nel piano di sviluppo regionale per chi coltiva piante benefiche per gli insetti impollinatori. L'obiettivo è promuovere colture apistiche e ridurre l'uso di pesticidi. Il giovane talento musicale di Valdobbiadene, Alex Comarella, ha ottenuto una prestigiosa laurea triennale con 110 lode presso il Conservatorio Statale di Musica di Rovigo il 21 ottobre 2023. Iniziando sin da giovane, ha dimostrato il suo impegno e talento nel mondo della musica, sostenuto dai genitori che hanno sempre incoraggiato la sua passione. Attualmente, è iscritto al biennio accademico di pianoforte jazz e sta perseguendo studi paralleli di batteria e basso per ampliare ulteriormente le sue competenze musicali.